invece già ascolta il no, vabbè, non è che dico molto, si presenta da solo. No, io presento solo questa iniziativa che, come sapete, è un'iniziativa che tende ad ascoltare e anche a spiegare, a raccontare dei retroscena, delle cose che magari non si percepiscono ascoltando un disco. E per fare questo abbiamo chiamato 4-5 esperti del canto tradizionale e più una serata che non è dedicata al canto tradizionale, in maniera che ci raccontino cosa c'è dietro un'incisione, di quello che è successo nell'incisione, ma anche di quello che è successo a livello sociologico, a livello generale nella società quando è stato inciso un disco. E in questo disco ci sono tante cose appunto che si possono raccontare. Quindi iniziamo oggi con questa serata dedicata a uno. Io ho detto una volta ai tenori di Bitti che questo secondo me era uno dei dischi più belli del canto a tenore e loro non mi hanno smentito, quindi insomma, sono andato quasi insomma, poi il titolo è un titolo molto rappresentativo nella musica sarda e anche nella cultura sarda del Tanka Serrata Zamuru, anche se poi in italiano l'hanno tradotto e l'hanno chiamato Pascoli Serrate d'Amore. Però noi il titolo della serata l'abbiamo intitolato Tanka Serrata d'Amore. Il secondo incontro sarà la settimana prossima e diciamo che è molto collegato a questa serata perché è il canto tradizionale però in gallurese. Quindi in particolare parliamo di un disco che è La Megrune del Bruna del quintetto di Agius, quello di Stangoni, e verrà presentato da Marco Luzzu, autore, etnomusicologo, autore negli ultimi anni di un disco proprio dedicato a tutta la musica di Agius, profondo conoscitore anche lui della musica e della cultura sarda. La terza serata invece è dedicata alla polifonia, diciamo, nuorese, cioè ascolteremo un disco del coro di Nuoro, quindi polifonia intesi come cori grandi, non so di quante persone arriveranno, comunque non i quartetti o i quintetti come nel caso di Agius. E la serata verrà presentata da Gigi Oliva. La quarta serata, che è il 5 aprile, invece andremo a cercare delle curiosità che a prima vista uno dice ma cosa c'entra la Sardegna? Quindi sono delle curiosità che legano artisti nazionali o addirittura internazionali, in qualche maniera li legano alla Sardegna e li scopriremo con Francesco Roccaforte. L'ultima serata invece è con Torre Carboni ed è dedicata ai canti a chitarra che sono stati incisi dalla casa discografica Nuraghe, fondata da Mario Cervo negli anni 60, quindi parliamo di tradizione proprio di canto a chitarra prima che avvenisse in maniera forte la presenza della fisarmonica, quindi canto, voce e chitarra, quindi ascolteremo Mannoni, Mario Scano, poi sceglierà, la scelta è stata fatta dagli esperti che hanno deciso quali saranno i brani da ascoltare. Quindi iniziamo, l'ascolto avverrà con giradischi, tradizionalmente usato per ascoltare i dischi, puntina e così. Prima i dischi si ascoltavano così Io me l'ha partito, lo senza in macchina, sono non genere, andavano trattati e vanno trattati con molta attenzione. Noi ormai, come molti sapranno, i dischi li abbiamo tutti digitalizzati, catalogati e digitalizzati, quindi ormai raramente li ascoltiamo con giradischi perché ormai li ascoltiamo dal computer. Però per questa occasione abbiamo preferito usare i giradischi e il disco. Tanto facciamo io una due sparauras. La serata verrà fatta in sardo, in italiano, in gallurese, come te vieni, tanto decide sardo, lo gallurese, e sono sicuro che anche l'italiano non vi sia ignoto.
l'italiano regionale, perché io parlo italiano regionale, non parlo l'italiano italiano, quello degli italiani. Io parlo un po' come facciamo moltissimi in Sardegna, tranne alcuni fortunati che sanno l'italiano. Parlo l'italiano regionale, l'italiano dei sardi, il nuovo sardo, mettiamola così. Però me la cavo anche in sardo, e tanto continuo su a ragionare in sardo, io vengo su Torpino, che incalchi in tradedda di Ortigaleso e di Ateros a Ziromeda, e Lugardureso un po' che su di una volta qualcosa io gli ho dato sempre un babbo, una zia che sa che ancora 97 anni, e non faidemo Lugardureso da Bari, perché i sono venuti a Tolpei il 38 e tanto potete immaginare che non fai da Lugardureso che si fa in Lugardureso un po' antico, però in questa occasione la sarda credo che sia usato Lugardureso più adatto che questo disco è in sardo cantato in Lugardureso e anche in orgolese la musannata. Quindi mi occupo io mi occupo con una vaglia delle motivazioni di dedotto, che ha studiato etnomusicologia, e poi fatto su etnomusicologo Pircadove in Sardegna, mi sono occupato su blues, dei cantico a tenore, delle poesie improvvisata, e mi sono occupato di Orgosolo proprio, pubblicando questo volume, il canto a tenore di Orgosolo, che abbiamo presentato Finza Sinovi in Olbia, in Puzza Sagreia di Sant'Ubaldo, mi pare che ci usava. E noi che vado una parte, adesso scantatori che voi azzappiamo su a 20 anni di distanza da quando hanno registrato questo, lo saccattiamo sul disco. E ha poi collaborato a questo libro che è stato un libro di uno continentale, Domenico Ferraro, poi che ha fatto un libro su per un spettacolo, su quale poi deriva questo disco, ma ve lo conto apposta, cioè che voi te bisogna, ecco, noi squatti, che mi sono occupato di questa cosa, poi va carattere strivaglio, e ne potremmo a ragionare, insomma, no? Come intendiamo su, sosprimmo due che sono curzo scurzo. No, prima è scurzo come. Mastro, hey! Sacchetto raso, hey! Anca serra samuru, batta sa ferra ferra, e si su che lo terra, la ia serra lo puru, anca serra samuru, anca serra serra, anca serra serra, e si su che lo terra, e si su che lo terra, la ia serra lo puru, anca serra samuru, anca serra Fermi. Come questo sono duoso, i senatori, questo a me mi interessai di cominciare in questo per fare comprendere come è stato pensato questo disco. Che questo disco, come narra in nove da che venimmo su, tutto, lo potremmo proiettare, allora su a sa forse se interno, sa strofa laterale, ecco, no, questo che cascolato, ecco i nove in fondo non si legge da male, però questa è la firma di Diego Carpitella. Diego Carpitella è su che ha fondato l'etnomusicologia italiana, quando è finito sul fascismo, sulla seconda guerra mondiale, da sul 48 ha fondato un centro di studi in Roma, a Indirio del suo conservatorio romano, che poi è della biblioteca di Santa Cecilia in Roma. È questo un centro nazionale di studi di musica popolare
ha fatto un montone di rifaglio cominciando dal 1948 e che la finita i primi anni 70. Poi cogliere su materiale musicale, etnico, di tutta Italia e hanno fatto un montone di campagna di studio, di ricerca e di documentazione. Questa campagna la sono fatta in Sardegna, la Sardegna è mi pare che è la regione che tiene più registrazione di tutta Italia e poi veste a Curzo a Sicilia. Però su chi il bello con noi si è che a distanza di come 60, 70 anni delle prime registrazioni che sono state fatte, noi teniamo il GAL gente che canta da tenore. Abbiamo fatto un censimento in cui teniamo 3.500 cantatori quando passato. E teniamo un montone di cose che hanno in altra zona su che è stato registrato e poi a barra da solo la registrazione. Non hanno seguito a fare questa cosa. Noi se no teniamo un montone di queste cose registrate stando, la teniamo scambiata più moderna, tutto su che si chiede, come te cambia tutto su che è il bio, però lo teniamo se funziona. Il tempo capita da che questa gente andata a registrare a Orgosolo e in Orgosolo registrano, mi pare che sono 160 tracce che veste esattamente scabras che in detene de pago bruso manco canto Orgosolo, una idea musicale con sapuro in suo campitano. In Orgosolo qui te bianda, magari su in banta fino ad andare a Orgosolo un certo Franco Cagnetta che faceva parte di questo gruppo di persone italiane che si occupavano di cultura e di cambiamento in questa cultura in questo anno veramente il mondo ha fatto una rivoluzione che non pare vero, no? Su che è scapitato in questo anno a postisi della guerra mondiale in tutto il mondo, ma in Italia di Brusu che veniamo dal fascismo entra da questa libertà del vagare, va proprio un'esplosione di attività che in tutta questa gente che vive quasi repressa, no? E che quando si agatta libera di trifagliare è un vulcano, sono dei trifagli, gente che non pare vero. E Anna Orgosolo che Franco Cagnetta viene andata in Iega e come è finita la guerra in Orgosolo a 2 anni solo vi tornava in Torpina a rimpudire a tornare a cominciare una disamistà che hanno connotto a sa fine sottigentos e che vita acabata belle che è la prima guerra mondiale e in tutto il tempo strasa al dual guerra questa cosa si è firmata che la prima guerra si è firmata e poi finita la seconda hanno tornato a cominciare a bocchire gente, a socchire a pare una paia di famiglie che hanno questioni antiche in mezzo e che non resistevano all'assanare. E in Orgosolo vi capita da comincia a cusso, poi vi capita da un montone di altre cose legate a suo movimento di pastori e contadini che si inizia dal suo movimento del pastore de Gom, però che fin era l'uso urgente come situazione che va una povertà e difficoltà proprio di sopravvivenza. E hanno fatto manifestazioni e poi sicuramente in intre sono formati partiti interni, una guerra, una satira, la lotta, chi è del mannu, un argomento mio, ma Mannittu sa da ammentare che sul mondo non è stato sempre scomentendo scormo, no? E che la lotta politica sul tempo esistevano opinioni differenti al mera e la gente guerraia pure o la mandare da innanzi. Chi è donzuno si versai di su giusto e si va a battaglia sua. E la battaglia della sinistra orgolesa fini forte il meda e dura. Sono arrivato a su punto che hanno sparato a suo Bridelu proprio finito proprio in torpè, che si andai a Don Cadoni, e che hanno fatto zovano, vidi mie, vice parroco,
e in una di queste manifestazioni si posti innanzi e hanno sparato ma non lo vediamo ferrere, comunque una succone bestia strana. E va capitato un montone di cose che hanno cominciato, per esempio è stata l'epoca che vaghia non pezzo d'orgoleso, che bloccavano le postali a scorriera lì in andando, la firmaiano vuoi rubare la gente, tipo assalto alla diligenza. E mi vidi un malessere magno, e vai a furas, e andaiano fuori a bardanare, tutto sul barbaricino, eccetera. Questo fino una specie di malessere totale, basta da pensare come intende scomo orgosolo, finito tutta questa povertà, difficoltà, gente che non sia commente che sì, poi me da sono emigrato, poi noi sono detto di emigrare. Ma come tutto questo è finito, non esiste più. Cioè non pare vero manco, no? Che Gesù che è stato con noi, che è legato ma è da proprio a questo e finza su una specie non solo una questione così camparisse, ma quasi una ribellione contro un Stato che non ti riconosca il suo diritto a sua vita, a sua dignità, eccetera. In cui Franco Cagnetta benidi a Orgosolo, che hanno pubblicato articoli contro i sardos e contro i orgolesos in tutta Italia, Corriere della Sera, tra il giornale va vissuto un montone di roba mala, e Franco Cagnetta ne dà i nome. Franco Cagnetta perché questo studio è pubblicato, che hanno pubblicato questa rivista Nuovi Argomenti, questa indagine su Orgosolo, venne sequestrata da suo ministro de Dando Generaia da Scelba, e figlio di uno mega reazionario, insomma, fu connoto questa repressione fatta in tutta Italia, è entrato nelle camere del lavoro, il meridione, era ammortizzante, insomma, ma era una situazione difficile. I subimbanti a battere viene questa inchiesta, la pubblicano, che tanto questa l'ha fatta ritirare. Sono finiti in tribunale, i subimbanti a Gimbe, viene da solto Franco Cagnetta e sa rivista Nuovi Argomenti, e i sostenini che in carpetella a registrare in questo al dia del fine del suo processo di essa sentenza, che sono in Orgosolo, tornarono a registrare cantata a tenore. E vi viene questo signore dei 9 gusti. Tutto questo disco parte da questa attività fatta in Orgosolo da Cagnetta, Carpitella, poi l'anno dopo è andato un certo Giorgio Nataletti che vidi sul vero organizzatore di tutta questa ricerca in tutta Italia, di Pullman, di Sosatteros e figli, una cosa da non credere. E poi su 61, sempre in Orgosolo, è stato Giorgio Nataletti. E su 61 hanno fatto su film Banditi a Orgosolo, Vittorio De Seta, hanno fatto su film Banditi a Orgosolo, è stato Pablo Volta a fare il fotografo, è diventato un caso nazionale Orgosolo. Caso nazionale connoto non solo in Italia, la pubblicazione di Cagnetta che è finita in Francia, in America, eccetera, connoto meno. Quindi Orgosolo diventa un centro culturale, di cultura vinza rivoluzionaria a vostro tempo, no? Di cultura di una sinistra rivoluzionaria di tanti. Orgosolo che entra in questo zio, vinza di intellettuali italiani, su che gramaiano fuori a cantare, sono tenore di Orgosolo, che hanno registrato, vincono notto, su che battuto fuori e sono andato a cantare massimo in questo Carpitella, che viene un grande operatore culturale, non solo un ricercatore. Quindi l'operatore culturale a tutto tondo. È grande organizzatore di spettacolo, può presentare questo mondo di musica sarda, che vi musica, poesia e cultura via dessa gente. Niente folklore. Una delle registrazioni fatta a sos primos tempos è questo richiamo dei pastori. Infatti questo non è registrato che hanno registrato sul disco. Questa prima traccia che abbiamo inteso, che è truvende esa roba, gramende esa bestia, eccetera, è registrata in su Gimbanta Gimbe.
dai carpitelle, che la posta a disposizione del salfone, eccetera, per fare questo disco. Poi te vagane, andiamo a bailare la straccia di questo disco, la vediamo la straccia e comprendiamo su trivaglio che esso non chiede rappresentare quello che piacerebbe alla borghesia italiana. Questa cosa atavica, romanticamente pura del passato. Noi no. Noi presentiamo la musica viva della gente, non folclorizzata. Non facciamo spettacolo della nostra cultura, noi facciamo cultura, e se è spettacolo è cultura nello spettacolo. Queste sono opinioni e non cediamo su nessun cosa che nasce da un'idea di un certo De Martino, pagina 88. Ernesto De Martino, uno dei più grandi antropologi, eccetera. In Italia vi è un patrimonio folcloristico nel quale il popolo non si presenta come documento di vivente preistoria, ma proprio secondo l'immagine che meno piace al turista borghese amante del pittoresco, e cioè secondo l'immagine giacobina di un vivente cahier de doléances contro la società borghese. Questa è l'opinione del suo tempo, può inquadrare i te pensai e te varia. Si abbaidammo su allora, richiami di pastori, tanca serrata Samuro e sughiamo inteso. Tanca serrata Samuro este una battorina, tanca serrata Samuro fatta da ferra a ferra, se sughielo vide in terra la ian serrato una battorina, adesso Tigento non si conosce l'autore, attribuita a Mureno, ma è un'attribuzione fasulla, Mureno non viviga ai rivoluzionari, attribuita a Mureno, Manuel de Mureno. Questa tradizione orale contro a Salezze che ha fatto serrare sa stanca in Sardegna da un barnaschito, una parte di cui la già amistà veniva da incue, veniva da incue, che è finita in Sosanno schimbanta, che in sa spagese e su schimbanta batto. Poi veste San Ninnia. San Ninnia è su cantico con ninnare su spizzino, fatto da sal femminas, ma in Orgosolo su tenore interpreta tutto, quindi canta da tenore, San Ninnia o su spizzinos. E commente finiti su disco sul gosol de sa morte, finiti in sa morte, comincia in San Ninnia, sa prima inquadra la sua situazione. Semmus pastores, richiami dei pastori. E si intende s'ambientum benaschi questa musica, appartiene da questo mondo. Tanca serrata Sammuru, semmus un strumento de lotta. E noi cantammo sa vida finza alla sa morte. Quindi cominciamo che San Ninnia e finimmo che in sol gozo de sa morte. E in intro e te beste buonanotte e buonos annos. Su cantico che so sorgolese o fagene, sa notte dai su 31 su primo e donziano, zirano sal domo de sos che son coiuato sosanno. Quindi tutto si sposa il noso, rezzini, sos cantatori, sos che cantano a tenore o a sonette, e zirano saida e ben incumbitato, e sos pizzinetto zirano facendo su chi noi andiamo su peticocone, andano a pedire su cocone in tutto il domo adesso si sposa il noso e ben incumbitato dai gustos che aspettano a Saida in dormissore e cantano a questi storie. Poi Bessa Murra chi torna a su conto del suo yogu, ma vince del suo zono del suo yogu, cavo carpitelle pugussos, richiami dei pastori, Samurra, eccetera, fa che parte di questo paesaggio sonoro in un besu denore che sti sticchi di mese fa che parte del suo matessi sonos. E poi seguimmo, come nos ascoltammo San Ninnia e buonanotte e buonos annos. Il pezzo di prima Anninnia, dormivi, zeddi via, doradume, un rizzo, dromidi, via, vizzo,
in una notte britta, intro de si stallita, in sammanica dorsana, schilbellu pizzinu, dottu de al cusinu, prangenne de titia. Prenude gidigia in mese pazze prenude gidigia prenusiste du de cursorza in unu sardine du de brore spramuria. Annini dormivi zeddi adoradum me ulidu dormidi via vizu. De mammas allegria capo e burriche tu chi si sorarine tu ti caenta che flamma allegria de mamma che vide compagnia Annini dormivi zeddi via doradu me ulidu dormidi via vidu insinu de Maria dalla su mundu gia amadu sole brundu tali gia su mundu o sole brundu amadu dai to tu sognadu con gioie simpatia Annini dormivi zeddi via doradu me ulidu dormidi via vidu insinu de Maria con tanta mercanzia benisos pastore do latte l'aranzone do stidana con decoro ince su mille oro me da pregadoria Annini dormivi zeddi via doradu me ulidu dormidi via vidu insinu de Maria Poi ascoltamos. Come funziona San Ninnia, noi scusi schides, verso settenarios, rima baciata, questo este sa regola, si canta in verso del sette, lo canta sal femmina, mera brullento di gusto, che su vizzino per grumini. Ma su denore non serve può fare il grumino un vizzino, questa è un'interpretazione di comunicazione di su matessi genere, che su denore lei ha dai tutto su chi veste di musicale e lo fa a tenore. E scommente tiene su un strumento e canta tutto su chi veste. E come funziona la serie? Se no, è Anninnia, dromi vise dui bia, doradu me ulizzo, dromi di bia viso, Anninnia, in questa occasione, questa è finza sprullena di voi, questa Anninnia, come no? In Sardegna, sul femmina, Bolunaro, ha disabbandonato completamente questa cosa, non lischi cantare l'unione, si cantano, no, come non esiste in più San Ninnia, si vuole di un disco, una cosa, non si canta San Ninnia a Suvizzo, però questo sul sistema vi questo, no, ma sono
chi banta, chi bantanno che non si canta la mia Io ve la cantaria. qualcuno va adesso però mediamente non basta. E poi Sannini aveva improvvisato. In questa occasione, su questo è di Giuliano Corrias, che in intro di questo gruppo, bada commente capita a me in Orgosolo, non è chi cantano in via, sono vinzas a cantautori. Cioè è il gente che è autore del suo stesso schigante. Questo l'ha posto Giuliano Corrias ed è dedicato a su Natale, nasce su vicino e arriva finza a cantare, arrivano i pastori, i soldonos e le cantano però su vicino del naschino. È dedicato a su Natale, questa ninnia, a su vicino che rappresenta tutto il spizzino di suo mondo. Gesù bambino, che rappresenta tutto lo spezzino del suo mondo e quindi viene cantato su vicino per sconnotto che esiste in suo mondo. E canta cusso è il significato, che in verso il desette come intenare questa tradizione di San Ninnia in Sardo. Sì, diretto che satte la cantata, che intendiamo scomodi dopo del suo Natale arriva a San Nunù. Buona notte, buonos annos, e buona notte, buonos annos, e buonas Pascas cumplidas, e buonas Pascas cumplidas, e Deu bordi e vida, e Deu bordi e vida, a minorese amano, a minorese amano, buonanotte, buonos annos. Grazie non l'uso copone, grazie non l'uso copone. Promore Gesù bambino, e promore Gesù bambino, a pesar di nare fino, a pesar di nare fino, tridi e orgia montone, tridi e orgia montone, rasendo l'oro copone. Ok. Quindi, questo invece su Sasparaula sono tradizione orale che è su chi canta su spizzinello sputo, da Zenollo, su Cocone, Bromore, Gesù Bambino, eccetera. E ste come zira ne cantano a gusto. E sa famiglia si accompina a zero. E si va che come che scommo, cantando sempre scusto, o a tenore o a bocca de sonetto. A notare di noi che è un sistema de gozzos o gosos. Sul verso sono tonarios e sulle nore ripeti donzi verso chi canta su solista. Sulle nore è fatto di gullos che sa o che di ula, no? Sulle nore le scrive come intendesti. Sulle nore è il fatto che saoge o pesatore, su cantatore, chi narra sa sparaulas, e trese che sono proprio questo che si narra su tenore, che fa che in basso contra e mezza oche o mezza oche. Su basso fa che un suono di ula tipo questo che fa cocommono, bambino, mamma. Sa contra, mi devo pone sa la contra fa che sempre il di ula e stringe.
bimba. Se contra. Sa mesa oghe. E sa oghe normale. La intesa. Già este usa che canta che sa oghe, sa sparaula. Normalmente sosatteros in questo caso ripeti sa sparaulas. Ma su 90, perché in tutte le volte si fa che solo bimba, bambarà, bomborò, dipende dalla tradizione. E fa che questo suono, dal punto di vista dell'accordo musicale, è semplice. La oghe dai di un punto, una nota, non è semplicissimo. Dai una nota, come in questo caso, sono cominciato in sol, e poi l'ha abbassato, capita zico forzato su tenore e andare a sparare l'andai a male, sa seconda zirata, sa che ha abbassato su punto del mezzo punto e che la finire in fa riesi circa. Quindi dai questo punto, sosatero su te vagane, su basso per esempio, normalmente deve essere un'ottava sutta che in una oca normale, se io vago su basso normale, su basso a tenore e se mantessi nota del saoche solo che quando fa che se questo suono di ula automaticamente la bassa di un'ottava che segata una parte della frequenza dell'oscillazione e quindi se la metà si abbassa di un'ottava su basso sardo e il gai attero il basso che bisogna sul mondo di oca di ula invece tiene una differenza di una quinta invece su sardo lei ha da nota e la bassa di un'ottava quindi è un'ottava come sul basso normale solo che il fatto di ula che non sono più potente e vibrato Sattera, sa contra invece esiste una quarta, intervallo di quarta sutta de saoghe o intervallo di quinta sopra su basso, namus. Che va che ne s'accordo in tonica dominante che sa saoghe poi fa che di una terza. Quindi a gatta s'accordo normale di tutta la musica occidentale. Chi in sul movimento spero che sa saoghe muovendesi a beridi o tanca da questo accordo permette questo movimento. In orgosolo, in questo tenore specialmente in orgosolo, non ha si intende la variazione del nota de contra basso e contra barran fisso, se fa che ne questo in italiano si dice un pedale, un bordone, drone in inglese, che fa che su sono fisso, che dai d'accordo forte a su tenore e fa che su ritmo e sono come un sistema e su ballo la musica intendere quasi come te che tenziamo su una batteria, no? E giochiamo che salbulas in Sardegna facendo proprio la ritmica, teniamo una sezione ritmica su tenore, che altro tipo di loro non si può imperare. E noi non lo possiamo permettere che abbiamo al vogel di ula che vi vuole giocare mera su questo tipo. Oh, bene, andiamo a vedere, se no che li ascoltiamo scrasa. Io sono un zarratore, Poi pure fatto. come l'abbiamo chiamato il Samura, no? 9, 8, 7, 6, 9, 4, 3, santo, 7, musicale. 9, 4, 6, 7, 6, Che come sul ballo, scurtate l'uene, un mare così bianca che nie, cantata per ne su die, de bolla che te sanca, ma con mare così bianca. Zia Rosa Mariotto, valenti un tunicatore, candotto razziupore, vatti a casere gottu, vatti a casere gottu, un lì che trova atrevido, in ogni contentuosa, bustas che la ser riposa, si logo caldevolito, ma un lì che trova atrevido. Tocca
toca, si quieres tocar, ma pero no toques cutu, ma pero no toques cutu, ma hey, ma hey, pizzine sue, satta piena, chi ti fa una catena, non la sega manco tue, ma non la sega manco vai in bola mai, chi bella impara sicuro, chi bella impara sicuro, si ti cantas tu e puro, mortu muru bene paio, e vai in bola Balubendeo, tumbare la sa andare, si scarpita de gomare, anda appena su beneo, ma tumba su Balubendeo, si mi quererá marido, caso, calza de vestido, eso bene governado, una Misoe, chi su puso nenicheto, dai se ne minoretto, se un pezzo che da su noi, ma di vitti da misoe, di vitti da misoe. Ma forza patissa gamba, mi che io il meso de voi samba, si meso de voi samba, mi che Tanto su denore orgoleso, tenere uno particolare paragonato in altre stenore, Orgosolo, Mamuiara, Uliana, tenere un stile soro, ma Massimo Orgosolo, quando cantano su ballo, questo ballo, tenore e boghe non si pone in uno sovrassatero, ma cantano alternando al boghes. Canta saoghe, commente vinili e daivi su punto può entrare, a su tenore entra saoghe si cagliata e sigidi su tenore. Quando il finende su ziru del su tenore, saoghe torna ad entrare a ganza prima che fina, da torna a tagliare su ritmo, come entra saoghe con dozzellano. Dai, uno gorfo e si chessini e gai sigini. E questo è un sistema, altro tenore invece se cantano ponzendosi ritmicamente uno soprassattere, uno imbattere, uno levare, eccetera, cioè battono un gioco ritmico differente dall'uso di Orgosolo. Su Orgosolo potete cantare Enia, Sorgolesa, e per stendere una oche, no che la si sintesi, no che cantano in due. Si narra da bogheleata, canta da uno comincia e l'altro che lei ha saoghe. Poi dovrà attaccare l'altro, a 11 strofa che cantano, cambia saoghe, ad esempio in due cantelli, non fisso ma tessi. E sono uno il Giuliano Corriasa e l'altro usinara Pascale Marotto, il solinara Bascale, proprio di sa Bascale Marotto, su frate di Peppino Marotto, che in questo disco non veste. Chi però vi sempre in questa compagnia che ha girato in tutti gli anni 60, tutta Italia, Sardegna non si deve vedere, ma tutta Italia, facendo massimo questo spettacolo di Sinarada. Sentite buona gente, uno spettacolo del su 66-67 che poi ha tenuto un montone di repliche e variazioni fin a anni, ma in questo 2 anni presentato la prima volta al piccolo teatro di Milano, sul teatro d'Estreller, ponate questa cosa. In un sa chi da prima Bibi Bertolt Brecht, presentato no, l'opera da 3 soldi. E poi vi finisco in questo spettacolo organizzato da Roberto Leidi e Carpitella, che finisce il duo attore principale di questo, non attore che si presenta in teatro, che hanno fatto tutto questo trivaglio di presentare questa cosa, questo spettacolo. Sentite buona gente, che si contrapponia da un altro che è andato a fare dare Marco l'altra volta, che viene organizzato da Dario Fo, e uno dei bambini sono De Agius. E quando viene in Marco, posso da fare su conto che questo cantatore saggeso fini che Dario Fo incustatero
in questo altro spettacolo, e questo che hanno fatto, sentite, buona gente dene somattessi raighina di questo disco, cioè noi siamo soschinaran sa verità, siamo scurdoso chi non ponimmo su colore, se di un'altra maniera, andiamo a sa sostanza delle cose, che Dario Fola ha interpretato, poi finza in spettacoli in questo Alberto Negrin, che vedi sul regista di questo, che caide che vonne scosa sisse, no? E degli Vagelnares per esempio a Peppino Marotto, non vi la vaghia, ma tanto Peppino Marotto narraia su i schia disse di narrare film mezzo mero di sul regista che le ha porria. Capiti la sostanza della vita sua, e figlio un grande poeta Peppino Marotto, e Pascale canta di noi. E sul ritmo, se non tiene il boghe, chi fa che su yoga del ritmo, da entrata alta, s'abbassata, su Michele della Sare su tenore, non può cantare a sorgolesa. Cioè, ne pensa essere bravo, meda. Può cantare a sorgolesa a boghe ballo. Meda. Questo si può ballare, non riesci a ballare, quindi ritmato, perfetto, vuole ballare, perfetto. Devo saltare questo, un dighinas. Un dighinas alla apposta sa. Non stiamo saltando. Che la brincamo su, però l'almentovo un minuto. Un dighina è una forma sarda di poesia che esiste nel nostra, sulle aree della poesia spagnola a rima settenario in decasillabo, da poesia che si è nata in lira, ovvero in questa alternanza settenario in decasillabo, e su dighina è fatta in questa maniera, tiene 11 versos che sono giocati 13 e 2 al finale si rima baciata, no? A camba scrovata. E questo un dighina è una cantone che pone de perché a gusto e te vaghe alla un iscoso che sul disco è spessato come contare la vita, quindi matrimonio, si sposano e su poeta dedica un brindisi a suo sposo e questo un dighina conta da questo brindisi che di sé si sposato come il zagaino, che di sé a te non si sposa, che di sé non si bene. E sta seria e che era discutato magari a metà della firma, però sta seria Di sé si sposato, a chi si sposa che zeo d'ogni bene augurare. Felice e fortunato sia in ogni cosa, e bene scanto ne poda satisfizzare, distinta meraviglia, passa una famiglia, chi non t'abbasta il sogno a mirare. Un gusto e piacere vivera sempre il marino e e viverà sempre in me, viverà sempre. quindi questo è usinato a cantico a boga seria o a sa seria, che seria in sardo non carenare su che carenare in italiano, persona seria in italiano tenendo un significato, in sardo persona seria è che barra chieto in tretto suo, barra serio, e sta serio, sei vinza a sempre, è una maniera buona canto calmo, canto fermo,
quasi senza ritmo, che non è scusso. Cantare non a voce ballo, che invece stene su ritmo, andamento di gai, esse su canto asseriato, serio. Non casate non sia da tanto serio su ballare, su cantare a voce ballo, però noi seri su senso sardo serio, che non è scaldo. Quindi canto assa seria. È fatta in due parti, se inteso. La prima parte è una di sterrida, quando s'aoghi sterre sul verso, lo scantava e si narra di sterre sa cantone. Non sa, non si cose, lo ponimmo il finza quando facciamo su pane, si sterre, no? E quindi i sterre è proprio su cominzo di non si cosa, si sterre. E su tenore intrada, lende su punto vi lascia s'aoghi. Corpo longo, e stirato. Sì, poi sa zirada è scando, s'aoghi dei pitti di un verso a sa sola e sa seconda volta che l'unarada entra su tenore in sa seconda parte sul verso. Poi quando si da cantare accompagna sul verso in treos, canta s'aoghi e su tenore l'accompagna come un strumento musicale. In un bebala improvvisazione de s'aoghi, quello si scurtano, interpretano su il fagende gude, andano parisi a isse e donzuno pone de su su, può dare un significato che non si fa che in una persona, ma che si fa in una comunità, che è un canto comunitario, si fa che musica parisi, si fraiga musica donziolta che torna a cantare. Si gusto la ien cantata, si incrasa, tornate a registrare su canto di persumenda dai gusto dei savienantes. È tutta una cosa che viene pensata in su momento che l'usel fagende. E dipende da che viene s'accorsa, dai umore del suono, del satiro, come ti stanno sparisi, e tutto quanto. Questo si interpreta, scammicato per dimenticato di un'arma che era nato, che è registrato su 74 questo, e io ho scritto 70 gimbe che abbiamo comprato io su 70 invece hanno 74. sì, ma io l'ho scritto 74. ma io su mio l'ho scritta a pinna, erano iscritti sul disco 70 gimbe che me l'ho comprato io per i suoi 70 gimbe che zia mea me l'ha regalato una sorpresa. E comunque su 74 essi, questo è su 74, se non fai dente decente, che come sagata prus, veniva uno solo, de gustoso sul zovano, un Nazarino Patteri, che è il vezzo e come ha perdito vinza già, so sentito, sono stato perdito mischino. Io l'ho intervistato un po' fortuna prima, quando figliavo in senso, una decina di anni scomoda, con un'intervista longa, proprio no. E beh, sta parlando su Luis, l'altro si che sono morto, ma Vini, questo gruppo, poi 20 anni sono essi, uno dei suoi gruppi più belli e più riconosciuti in saida delle cose, che su basso l'inerenzi un monario, che è il Munaria San Benato, di razza continentale, venuto in Sardegna e sottigente, come noi si pigliavamo sul Magrini, lì è questo Munario, perché questo umine fu considerato su basso per eccellenza in questo anno, su una cosa spettacolare che l'aumento vado come che scomodo. E sa contra di costruzione a Zarino, vide un'interpretazione, poi quando ascoltiamo storia da zibicare, sa contra quello, bimba, questo che fa che gai, ascoltatela, non è stippusa mea, este tiene una specie di belludello e stili sopra, sa contra. Io lo paragono che commenti che si dicono che un belludello chi la fa che ti scorre il gai, leppia, no? Si non raffia mai, quello che invece su basso è sta rodato, perfetto, però non chessi mai dai gudanota, mai una cosighetta fuori posto. Essa mesa che è su il famoso esempio di Orgosolo, che è questo Pondarisi, una raia da... no, Lovico, Giovanni Lovico, che è sbagliante, Giovanni Lovico, che le narei un bicocca, che tenia sa mesa che col macca è su senso elaborata, che non tenia fine mai, no? In che il mantesa, che è diventato il manno, e in questo disco a che il fidu va che era la personcina per bene,
che dei cantelli questo continentale, questo è un disco continentale, questo che avete scritto Pascoli serrati da muri, ma questa è una cosa casuale. Sul disco non è il fatto vostra Sardegna, questo è un disco fatto vostra Italia, pubblicato in una collana italiana, il numero 27, mi pare chieste, dessa collana, giusto? 27, no che manca? 27 c'è scritto sopra, sì, eccolo. No, Sì, sì. 27 di una collana dei 30 discos LP pubblicato dalla Fonit Cetra di Torino sopra a una organizzazione in numero Carpitella figale su capo di tutto questo evidenza. Infatti so Ecco, so sattero, che sono cominciano dai nove, no? Siamo Rosa Balestreri, che pare che sia siciliana, Maria Monti di Milano, Rondinella, Otello Profazio, Toni Sant'Agata de Savuglia, poi bisogna che so che potremmo conoscere bene, Osteria numero 2 de Roma, tutto so scantico so stornelli romani, gli Agius, la me Brune de Bruna che ha da presentare Marco, canzonieri internazionali degli anarchici, Addio Lugano e Toto Bussas, poi vi sono Nannarella sempre de Roma, Caterina Bueno. Caterina Bueno, erano 3 falciatori, il duo di Piadena, adesso sono più sconnotto il duo di Piadena, e poi il coro Sopramonte di Orgosolo, canzoniere internazionale a cantare il Maggio e il duo di Moscati. Cioè, este in intro di un sistema italiano di musica popolare in che binda a me da Vinza si è elaborata e canzoni di lotta, anarchici, eccetera. Vale, est inserita in questo periodo dei anni 70 finza di lotta politica. Infatti, noi andiamo da innantisi finza a come presentato a vita, no? E siamo arrivati che si sono coiuaros, giusto? Anche hanno fatto Zanninnia del Subizzineddu, del scantico insomma, siamo in intro di questo conto della vita che è da finire in questo il gozo della morte, ma come la vita diventa finza lotta. La vita a un certo punto diventa lotta. In questo disco torniamo a ponere l'elenco che come che le bibite, su quanto che mantiene un resimento. Cabeste quest'idea, ecco qua, su che mantiene un resimento. E poi su sonetto con Giuseppe Moro. Questo non può mancare mai, che Giuseppe Moro, che è stato vinto a sindaco in Orgosolo, e il morto su chi invantotto vidi con notto come su poeta, senza zungheratti, su poeta. Quando noi abbiamo pubblicato la poesia sua, sa gente andava e si la si scrivia, e donzune tenia su quaderni scritto a mano se nome sua, che esse bilan dettaglio, e esse scrivia tutto la famiglia, tenia la poesia di Giuseppe Moro, scritta, posi da leggere, posi da scantare. E una parte lo imparaia direttamente che lo tenore scantaiano a Giuseppe Moro. Quindi, io che dedicano a Giuseppe Moro, questo che la potremmo brincare. Però, su che in 21 reggimento, comincia da che sorgoglio usardo. Una poesia de sa fine della guerra, adesso reduce della prima guerra mondiale, che si antana del manteso su trinceramento, che sa guerra l'han vinta da Sossardos e non sostenentali. Kimbantu reggimento, chi su Kimbantu Questo è su passo normale. chi su Kimbantu non se zeboi, non se zeboi, sono scontinentale, scazzi il manteso su trinceramento, non se zeboi, non se zeboi, sono scontinentale, non se zeboi, sono scontinentale, scazzi il manteso su trinceramento, non se zeboi, né non se zeboi, or un e viti, consento e volesa, or un e viti, or un e viti, or un e
giande giù e le pino, sono giande giù e tutto su circondario vengono, tutto su circondario vengono, quindi cosa brigata da saresa, quindi cosa brigata. Quindi cosa brigata da saresa, orune bitti cosa in torbolesa, orune bitti, orune bitti, orune bitti, orune bitti cosa in torbolesa, orune bitti, orune bitti, orune bitti, orune bitti cosa in torbolesa, gianne giuve, gianne giuve. Comune narada, però la guerra in sa vita, secondo sa vita non vintra, no? Se l'abbiamo fatto, l'abbiamo posto 2 anni scommo, perché abbiamo nato il finza che non vintra. Ma come che scommo? Siamo storrati a quei tempi di rimmere la guerra, di conoscere che siamo il mando delle armi e tutto su questo, che siamo in guerra. E la guerra l'umano de Suni ha sempre fatto parte della sua vita, de mera generazione che hanno mandato sul Fizos a guerra, mera generazione. E questo va che su conto della prima guerra mondiale, poi abbiamo sconosciuto la seconda e Dio non che fa da conoscere. Però questo rappresenta una parte mala della vita de Suni, però canta da sua mantessa vita. E come venimmo su a baronessa di Rania. È questo che era discutendo. E Sinnu. Baronessa di Rania, procura di moderare, ma procura di moderare, se no non provvede mia, torra de sape in terra, ma torra de sape in terra, torra de sape in terra. E su di me su Baglio. Si no provvede mia, torra de sape in terra, dichiarata essa guerra contra essa prepotenzia, che incomincia sa pazienza in sul popolo mancare, sul popolo mancare, sul popolo mancare, in sul popolo mancare, baronessa di Rania, procura de moderare, ma procura de moderare. Della gente scommessa un popolo tesora di stipare sos abusos a terra sos malos usos a terra sos malos usos a terra sos malos usos a terra sa prepotenzia a terra sa prepotenzia a terra a terra a terra sa prepotenzia, guerra se noi guerra sono oppressore, sto tirando minore, se sprezzi su miliare, sprezzi su miliare, sto stirando minore, se sprezzi su miliare, parone sa tirania, chi cane non chi mirate chissà era temporale dei secoli si da mare la desahogue mia la desahogue procura de moderare, baronessa tirania, Come questo dice, io mi lamento quando fia minore, che li ascoltavo quando fia minore, questo lo so facendo
Bollunaro solo per un fatto che io ho avuto idea di nada, insomma, che era di una specie di guida all'ascolto, no? Va bene inquadrare, vai a dare il contesto e tutto, però guida all'ascolto per più musicale pure, no? Quando via minore, c'è non resistia in questo disco a che ogare sa contra dai su basso, no? Caleschi va che custo, caleschi va che sattiru, e sa meso che pure a volte mi la perdia, non resistia a che seguire tutto sul che ricordami concentrare, no? Che effettivamente questo gruppo vini e me dal volte su de nore capita questo e non solo i noghe, non solo questo sorgolese, ma i noghe è proprio evidente sul fatto che a volte se non ti concentri, se non ascolti, se in attenzione, non che distingue sul basso da secondo. Noi si scala il fagende uno, una cosa che dal fagende esatto, che vado un motivo, che quando due buone spari si gustano strumento musicale, che sono Saula, del sarzente che canta da tenore, del cantatore da tenore, che impreana saore come un strumento, diventa un strumento musicale. Quando due lo spone sparisi, so stimbroso, che sono fatto di un montone di noda differente, se chi donzi oghe denede, e che è differente da un'altra oghe che distingue sa oghe di donzuno come donzi strumento da un altro strumento, che se due sono a sa trumba e un altro sono a sa chitarra, ma te si nota, si intende benissimo che sono due cose differenti. Il gaido al boghese si intende benissimo, quando la spone sparisi si intrizzini, e questo intrizzire de oghese, boga da pizzu, attera al noda, sasinare armonici, che ben amplificato in certo momento, e che si fuori e non appartiene né a Suna né a Satera. E tanto come che l'ha fatto questo non ti sigo, questo non lo sigo, vado in un montone di altre nodas armonicas, multiplo del saschisel fagende, che si fuori, lì, a un certo punto due ma che va succedendo? Ed è sempre che quando si canta da tenore, io ho visto un presumento, scando via sul mannito, poi cantare da tenore, poi imparare a cantare in Bibbia, in una maniera differente, però mi sono sapito di questa cosa che io in intre su tenore questa cosa l'intendo, e si intende, amplificata a 1000 volte. Tu sei in intro, sei scantende, e sa oggi che se il boghende due tu intendi se altre cose che l'intende proprio e quando liga schissate e fa il certo quando impara a dite a giocare a leare questi strumenti affina sa maniera di fare questi strumenti, cioè impara a sparare sa comanda scussos armonicos los comandas tue quin sos companzos tuos decidide de vagre gussus outros. Decidida di fare questa cosa che è ritmica questa pure su ballo, è un ritmo impruso, un ritmo di timbros, non solo su ritmo battuta del suo scorfo del suo denore, ma su ritmo fatto di cambiamento timbrico, un ritmo impruso, e sa ricchezza manna del suo denore che a volte su una narada quitte gai particolare, è spreno di tutto gusto, che va da artista che lo fa, e questo il battero. Sono batto cantatore scale sisiera, voi sono timbre che entra la finza sulla scala come te boghe, che si alternano al boghese, sono due cantatori scale sisiera, sono cantatori che sono diventati famati in tutta la Sardegna, e questo disco che presentiamo è un disco che i vostri sardos che cantano a tenore, appassionato del tenore, è un monumento. Senza brulla, è un monumento a sa musica sarda, a sa cantata sarda, a sa poesia sarda, un monumento, che è il fatto dai artisti che hanno fraigato un monumento. Certo, attento strumento di registrazione di alto livello, che su 74 ben già, massimo microfono di qualità, di sagataglia, telefonito, eccetera, veniva a binare duro e botelleare cose di cabale, registrare i suoi studi del sabonito, eccetera, vi diverso del varie altre cose. Stando comprendere che sul livello
questa registrazione su mixer audio di tutto gusto, si sei fatto da carpittella di non lo guastare con zende riverbero, cose di nessuna maniera, e il fatto commente l'idea per intendere uno che sta scurtendo in diretta. Va una qualità di vinzal di chi è battrifagliato, che non è un qualunque fonico, ma invece i colbivili, signor Diego Carpitella, su massimo esperto posso tempo di cantante tenore di tutta Italia. Quindi noi dobbiamo riconoscere a costumi e il fatto, dopo anni che esse alleato mera reorgoso e ha fatto vinza sua fama sua, pare che in suo sorgoleso, ma è storrato mera a saida reorgoso. Meda. Andiamo già da innanzi, sì? Ti ascoltamos. Parti d'ogni immigrante in terra anzena, chi kende su tribaglio, chi conforte sa sua vita cara senza pena. Questa è storia seria, salmanina da cantare sono paga, seria, ballo, passo dorato, poi no che non vestono questo disco, salestra, Speranzo su in una buona sorte, te a pagare su. Che saborte razzuare so suo pastore d'un massaggio manivale, preoccupa de salvar un presidente de governo pago sociale. Chi non gli dà tribaglio nel ristoro, ringraziare Sant'Eno, ringraziare Sant'Eno, datterà nazione senza coro, in devi sfrutta deve
se mai conterò tu mai su bene ma è su Dopo vaghiamo su denaro. il vaghe su tasumere ladrone invece di ingrassare ma pilaso invece di ingrassare pilaso torna la sa sua nazione sposato de arte ma è di disegno sposato de arte de disegno de salute ma è de tanta maledizione Caia prime partita s'impegno tu chi ne ha da mavinoso il sogno son cabezo son regno un sormino Bene, questa è un'altra roba seria, bisogna provare in tenere a zigo che chiede volviare e scrutende, che sa che seria è fatta dai sterri da scando canta seri, poi entra su denore dopo, questa è sa isterida. Poi quando la zirala va da tre fasi, a sa sola, saoge, un verso, un decasillabo, a sa sola, su secondo verso entra su denore da mettade, la companza mettade, e dai sudrese la companza in trio. Canto de vaghe di gustoso, canto livare da su cantatore. Su cantatore severa, e ne poté fare uno, due, tre, quattro, cinque, su chi chiede. So sorgoleso lo torna a meda, cioè questo ciclo, poi quando devono tornare a fare mettade, prima devono fare un verso in trio lungo, solo, a sa sola, poi sa mettade, poi torna una serie come integre saola. Che ponere un'isteria da in mezzo, lo severa disse che ande scantende. Su denore che la companza deve discutare tutto, che saola decidi di su e vaghe. So sorgoleso non cambia tono, ma tra il bidas, per esempio, in stanfinza già cambiando tonalità, sa che decidi tutto. Estono canti che quando comincia noi che si commenta ad andare. Estono canto che è improvvisato in questo, tenendo un schema, ma sopra di questo schema poter fare su righerese in base a su testo che si scantende, a su sentimento del suo momento, eccetera, eccetera, eccetera. E un po' immaginare, ma se migrazione bintra in questo conto del Salvini. Ma non vuole spiegare. In su 74, mesa Sardegna vividi i fori. Mesa Sardegna. E una parte vintorrende, che adesso anni 60 si che vi è andato su 80% di salvita nostra, se non baia più niuno. Adesso a gioventù non baia niuno. Non si può immaginare sul danno che ha fatto a questa cultura nostra, a questa lingua nostra, a su denore, a questa poesia, a tutto. Questa migrazione di tutto sul zona. Una cosa che ha cambiato sa Sardegna totalmente. Finza sì, una parte manna sono tornato scuro, però fino a terza. E come andiamo a Sallotta, no? No, che veste? Che veste, no? Io sono Sabella Isabella Sopramontina. No, Isabella Sopramontina è una cantone di amore. Casa amore pure in barchi, forse fa che parte. Non è così. Si vintra di sa vita, amore, ma non sono lui da maniera sua, però io ho sempre pensato che a Savine este su che comanda tutto.
e quindi si canta da Sabella Supramontina, orgolesa di su Supramonte, è una canzone di amore, una canzone di amore cantata a Passo Torrado, e quindi la gente su Passo Torrado andiamo a ascoltare invece sul grande agrario. Trigo e vino petaioso, latte là, Firma. Ok. Tutto dati nel domo, pane, trigo e vino, latte, olio, latte, lana, milione, sfovascolo, stitana, bennellina, carbone e fortico. Tanto questa è una poesia di un grandissimo poeta dell'Otelli, si chiama Luigi Martello, è giusto che lamento trovare che postaisse questa poesia. Questo è il suo primo sindaco comunista di Sardegna, credo che sia di Stato, in Orotelli, Costumine, fino altissimo, come 48, come 50 con via tirare della Ungaria, però tu già sorte penso che lo conosca personalmente, ma perché è stata una cosa troppo bella. Zio Luigi Martello ha descritto un montone di cantones, una menzola satira, dedicata a Sossardos e a tutti i allottan di Sossardos. E questo è un grande agrario. L'hanno scritto male, so che hanno pubblicato sul disco, però è un sonetto dedicato a suo grande agrario. Sonetto politico. tutto vaccinato, mo caso e trigo e vino petaioso, latte lana. Migliore stropa, scurostilana e pennellina, carbone fortico. Se domo tua luce che mi spiglio, come da cara sole della sala. Come destra. Isprivo. Cara sole, ma oi bella sarà. E prosso schittri bagliana e non dana, nasce il destino e divino a spirituali. E nasce il destino e divino a spirituali. Val porta seguida ti confessar, resti umile de Deus ogni percosar. Resti umile de Deus ogni percosar. Le politica nulla ti interessa, ma si vuoi dare riforma agraria e quando cantano bandiera rossa, tu frasche rospo e talzas, cantusaria.
l'ha già cantato questo, dove l'ha cantato? Prima di essere, è come un zio. Vai dai, su me lo saprò. Ottave. Stanno cantando, questa maniera di cantare, si spiega a cantare. Chi scurtende da fuori, pare che sul ballo sia più bello, più facile di scurtare, per tenere su ritmo. Quando cantas e cantas gusto, tu è che sei in intro di una specie di nube musicale, no? Cantende, e poi quando uno, dato un cantatore uno, che le ha sa paraulas e li dà e saoghe, no? Che gusto avere una poesia scritta da Ezio Sisicheddu Martello. Quindi scritta, ma la parola è scritta, è muda. È muda, cagliata, non era di un accidente di nulla, finché accanto lui era la Lezzel, no? E si intro di una pazzina. Muda che grogana, non che lessi di un tunchio, nuda, però quando della Lezzel, finché se tu la legge su una poesia, abbiamo su una poesia e tipo ne sa la Lezzel, finché se due la legge schissamente, sa sparaula, scommetti di bilaldaisi, no? A naradura. Poi in Sardegna, su minimo che fa che sa gente leggende sa poesia, este desi la cantuzzare a mummucchi, un ammus in torpino. Cioè già cantata. Poi si la cantas, tu assa poesia, assa paraula, li dai si sughi conta di blues, li dai si saoghe. E saoghe non è solo la musica de saoghe che è scantata, ma il finza sul sentito che tiene si dentro. Di pone sa carena tua, una parte intima de sa persona come intendessa saoghe. Questa è una parte che noi non è intima, quando fai dammus in pubblico, non sono tutti i beresessi di noi. E sta zigu commenta a si sposare. Besso una parte di te, chi due gallo non ischi il manco commenta ad abbessire. T'indirgonzas. Se non bazzente, chi sostuo, so fai da scomente si tocca, poter fare da visi come te che già io fai due curi, che sono abituato. Non mi va che di nulla, dice il poi da 3 mesi sto uguale, ma mi sono abituato, ma sa prima, me la fagia a spriccare parole. Questo che pensate a cantare, è il galo, meda di blues, cantare senza tenere una melodia da vaghere. Non tiene su una melodia, la deppes inventare su momento sopra un schema di melodia possibile, canta sono, non si ischi, mizzas. E donde volta, cudas paraulas, ti gramano una melodia, ma non solo issa, sa gente che bestinda innanti, su un panzo che scantende in tego, su, est una cosa che nasce in cussu minuto, che est arte de soralidade. E su denore, est in intro de gusto una specie di vulcano in eruzione completa di oralità, di arte, di musica, di poesia. Tutto vostra sparisi, in umbe non si schidi, umbe finito e comincia a sate. Andano tutto vari. Perdonate questa cosa, ma vi sono sentimenti. E come che colammus a servo pasto, su servo un posto, no? Este su teracco pastore. Su teracco pastore, sa poesia gusta l'apposta direttamente vinda ad un'attera che canta ad un attero tenore di Orgosolo, sempre del zio Sisicheddu Martello, sempre dedicata che ha fatto su grande agrario e su teracco del sagrario. In oggi invece se zio Giuliano Corrias di Orgosolo, su cantatore, ha posto uno sonetto dedicato a su teracco pastore. E redenza campagna, solitario tenta sa gamma in su pascolo bravo. Gamma è in greco, è messo le mani. Silenzio sicuro. Cercare il suo sistema millenario, caldasa preistoria,
Il progresso che sta in questo vario, ma che un'oiata ti ha dignato, Vergine commentisti stia lasciato, afflitto e tristo insulto, o Calvario. Tutto stereo, dai, sai. E la che narra scorpione. E Vergine commentisti ti ha lasciato, afflitto e tristo insulto, afflitto e tristo industriale chi su terrieri prolisa aumentare s'interesso tali serrato in sa stanca selvaggia e tali serrato tali serrati prolisa aumentare s'interesso tale inserrato in sa stanca selvaggia sa in un sfruttamento bestiale tan serrato in strada e sul progresso e tan condannato a sa vita e chi in un sfruttamento bestiale tan condannato a sa tan condannato Come mi sembra convinto che a fine dell'ultimo corso, no? Che dai una girata a Sattera, vada un momento proprio pausa totale senza musica. Come sostengo il moderno, se voi sentite un zio umano che è un pizzino che arreggia una detenore, no? Uno di 80 anni, sponato, e uno giovane del 20, vedi? Arreggia una detenore. Mi è scapitato un montone. Sezzi stroppulestroso, sezzi stroppulestroso, ma chi è bosè scurrendi fatto? Andate brusa bello, noi scantaiamo, poi con due soldi fanno fare, ma itte mi sezzi il nene, tutto faulasa. Bolfago intende questa registrazione di quando cantaiamo il boi a pizzino, e poi ne gusto il disco, te lo disco di Santico, l'estro no, vedi che vizi l'estro. Sì, rispettivamente che sì, però la verità è chi sa differenzia non è il su cantare, ma è il su cagliare. In su silenzio, chi come attaccano diretto senza lasciare curdo silenzio. Invece esprima, massimo zertalbino, mi viene con solo un eso, speriamo che viene andato. Firmo, no, poi torna ad attaccare, ma a verità, torniamo al suo conto di essere in intro, cantende, no? Beh, questa cosa, quando si scantende, chi tu hai scantato, no? Fatto una cosa, sei segato che in cui un guidone in conca cui pessa sa poesia, a un certo punto
boom, e torna sa musica. Bada, è il giocato che proprio come ti ischire come si fa questa musica. Come che va per un direttore di orchestra che narra e adesso e crea l'attesa, cioè la gente aspetta chi dorre. Però se uno non conosce su cantico, non l'ischidi, ma ti poter fregare pensa su un'orchestra dei gai, che tu le fai su un brano, sono arrivato da su punto, in questa musica classica sono arrivato da su punto, devi giocare questa musica. Ma un compositore ha fatto una musica che è silenzio. Cioè tu canti, non fa che nulla, bella orchestra, su direttore manco si muove, solo silenzio. Forse ste macchine, però che hanno il dosato, come si tocca, a questo fa che parte della musica. Se Ramos questa presentata, che in suo ultimo canto che su canta sa morte che l'hanno finita, agguantate lo schifo su cantico della morte, chi è scantato che in un sistema argososo, comodo e pide si schire, chi in sos interros in orgosolo avvisano che subando, come che scomo. Essa musica chi suonano prima di fare dare denaro il beso in terra a tale ora del sudale, subando che dai su messo che dai delegato a dare sul bando che si è subito, prima pone un disco. Tristas dies que estamos que en su mundo vivimos ogni día nos morimos y su muerte no pensamos ogni día nos morimos y esto nunca pasitera, esto no ventosa vida, misera que es vida, pensende y estimera, por si presto y saletera de funtura acompañamos ogni día nos morimos y su muerte no pensamos ogni día nos morimos y como visco e a momento resta sicu e senso dore est un'umbra un vapore sa vida chi tanto amamo ogni día non morimo e su morte non pensiamo ogni día non morimo e su morte non pensiamo bene mira e colingue stimato marito e nati flore da chi du como no fondo de prue e gai del bene sue e gai tutto ramo ogni día non morimo e su morte non pensiamo ogni
finire che in questo coso il desamorte. Però non sa verità, siccome è Savine, finza de questa regionata mea e de questo disco, è proprio e Savine be sempre, chi sia de sa morte come te la cantan custos, o chi sia sa morte di un momento che abbiamo vivido varis, chi si candida, è una maniera di non salutare. Come invece se ti spiega i No, qua abbiamo parlato una volta continuo, te l'avevo promesso, ascoltiamo un brano del tenore del quartetto di Orune. Ah, sì, Questo è questo è il finito. questo è finito. Questo Questo è il quartetto. Lui non so forse se è sta in Santa Lulla, non credo. Io so che No, prima, anno 62 63. perché è il mio Questo è preferito. pubblicato da Nuraghe di Mario Cervo. Io so che io conoscevo Pala, ho conosciuto un certo signor Pala. Dobbiamo andare a fare una ricerca. Dobbiamo andare a fare una ricerca. Un altro tenore, un altro stile, un Canto altro del suatore. questo è il famoso, no? Registrato dai Tu Giubati. e chi sei lontana a voltigai, tu e chi sei lontana a voltigai, chi non pudi a come calcistante, chi non pudi a come calcistante, però da poco stante, da poco stante, fatti caffè, tu non muori mai, fatti caffè. Tanti caffè tu non muori mai, tanti caffè tu non muori mai, posso sapere appena la guai, la girende fronte per dire amante, la girende fronte per dire amante, la girende davanti non so e sono delirante, sono tutta brazzoli in 2 ore, tutta brazzoli 2 ore, sono tutta brazzoli 2 ore, E si vincono questa cantata. No, Panetto, anima bella, pinta schifenda, farti tutto, pinta schifenda, farti tutto, pinta schifenda, farti tutto, pinta schifenda. Non mi rassomilare anima bella, non mi rassomilare anima bella, pinta schifenda, farti tutto, pinta schifenda, farti tutto, pinta schifenda. Oh, pinta schifenda, farti tutto, quando la vedi, quando la vedi. Fare andare sul palco in discoteca Giovanni Fusio è la cosa professionista, Marchisio Basile, Giuseppe Serra, tanti caffè tu non muori mai, tanti caffè tu non muori mai. Lo dobbiamo a te. come donzi die un disco di tenore. E tanto Ottavio, e tanto a questo punto ballerina colomba delicata. Questa nostra. A questo punto. Grazie. Grazie a voi di la pazienza di aver ascoltato, sperando di aver fatto cosa pensando, dove fare studio, a volte non
aniversario, un giorno ai santi, ultimo fare stu. beh.